Un piano per ridurre le liste d'attesa per gli interventi di cataratta in Veneto, un piano che ha permesso di aumentare del 30% le sostituzioni del cristallino opacizzato, con una previsione entro febbraio 2026 di abbattere ulteriormente le liste, che a fine agosto il computo era di 42.966 pazienti con prescrizione non scaduta e 7.627 con prestazione scaduta, frutto di un calo del 3,7% a giugno, del 4% a luglio e del 7,9% ad agosto. C'è qualche oculista che, selezionando i pazienti, ha iniziato a fare entrambe le cataratte per lo stesso paziente, evitando il ritorno del paziente e quindi avendo il paziente due volte in fase operatoria. Per questo piano, che dura come dicevo un anno, sono stati messi a disposizione 1.700.000 euro divisi tra le singole aziende in principalmente prestazioni aggiuntive, ossia nel mettere a disposizione questi fondi per le aziende per incentivare il proprio personale a effettivamente raggiungere l'obiettivo del più 30%. Prima riunione di giunta dopo la pausa estiva, inevitabili le domande sul futuro politico del centrodestra, che ancora non ha deciso il candidato alla presidenza e non ancora è stata fissata la data delle elezioni, che Zaia ha sottolineato però va stabilita 50 giorni prima, quindi c'è ancora tempo. La regione in esercizio provvisorio fare il bilancio di previsione, sostiene il presidente, non era opportuno, vista la scadenza della legislatura. Quanto invece alla possibilità di incontrare il vice premier Matteo Salvini al Lido, alla mostra del cinema. Sicuramente lo incontrerò, anche perché abbiamo soprattutto lato Olimpiadi degli incontri pubblici assieme e mi fermo qui, nel senso che lo incontrerò, ma non ho null'altro da aggiungere. Il presidente è tornato anche sul braccialetto elettronico per i borseggiatori a Venezia. Il braccialetto elettronico per il borseggiatore significa sapere dov'è, perché è georeferenziato, fargli il DASPO per evitargli di andare nelle zone dove lui non deve andare, perché se uno ha come attività rubare, di certo non può andare in mezzo a luoghi affollati, in piazze affollate, dove sai che comunemente va a rubare. Ma non bisognerebbe mettere mano anche alla riforma Cartabia, che ha un po' legato le mani? Beh, decisamente sì, ricordiamo che lì c'è il tema del fatto che l'arrestato poi verrà processato e se la controparte non si presenta, poi c'è tutto un tema che deve andare a recuperarti il turista, il 66% dei nostri visitatori sono stranieri, te lo vai a recuperare in Nuova Guinea piuttosto che a Papua o in Nuova Zelanda, è ovvio che non viene per il processo. Io direi che è anche il caso di fare in modo che vadano in carcere e quindi inasprire le pene, perché ovviamente costo-beneficio oggi, se non c'è il problema reputazionale di farti arrestare, è duro andare in carcere facendo il borseggiatore.